Se oggi 9 agosto 2018 ci troviamo qui nella sede consortile di via Centuri a Catania è perché a seguito di tante richieste fatte di interlocuzione con la dirigenza non è mai proseguito un reale confronto con la stessa. Una dirigenza che rimane assente non solo nel dialogo ma anche nella programmazione, nella gestione del personale, sia nella manutenzione che nella distribuzione del servizio arrivo. Problemi che oggi a ridosso del Ferragosto diventano veramente notevoli, e cioè una riduzione, una contrazione del contratto di lavoro che ci fa andare a casa a ridosso del Ferragosto anziché l'11 di settembre, una mancata attribuzione, diciamo, del dialogo sindacale per poter far sì che questo equilibrio raggiunto con la presenza dei lavoratori in campo oggi possa determinare la possibilità di fare introitare al consorzio ulteriori 300-400 mila euro del servizio regolarmente offerto agli agricoltori, perché mancheranno da Ferragosto in avanti gli stessi acquaioli che potranno testimoniare con i tabulati chi ha ricevuto il servizio e chi no. Questo porterà alla presentazione dello sgravio delle bollette, dei contenziosi, e che ammonta all'incirca su 300-400 mila euro. Tutto perché non si vuole investire, anzi anticipare, circa 60 mila euro di quella somma necessaria a far raggiungere l'obiettivo dei livelli occupazionali, cioè le 78 giornate, e garantire il personale per tutta l'intera stagione agricola.